Sindaco, abbiamo parlato di controllo del vicinato, ma vogliamo ricordare anche quello che è il ruolo delle forze dell'ordine? Sì, quello è fondamentale perché il controllo del vicinato fa riferimento sostanzialmente alle forze dell'ordine. Quella sera in cui ci sono stati i furti al Frontolo, devo dire che l'intervento è stato immediato. Probabilmente erano in zona magari per l'evento, per la nostra sagra, però dopo pochi minuti si sono visti subito i carabinieri con 2 pattuglie e sicuramente questo ha disincentivato i ladri dal proseguire nelle loro attività, quindi un plauso alla immediatezza e alla tempestività dell'intervento dei carabinieri. Una raccomandazione a chi fa parte del gruppo del controllo del vicinato? No, la raccomandazione è questa, che ricordiamoci che ci sono sempre le forze dell'ordine in prima battuta, quindi se si vede qualcosa si chiama il 113, 112, scusate, e si attivano immediatamente loro e poi si dà comunicazione a tutto il gruppo di cosa sta accadendo. Però il riferimento principale sono sempre le forze dell'ordine, questo è importante ricordarlo.